detto. Gesù allora dice, perché era lo conservi per il giorno della mia sepoltura. I poveri infatti li avete voi, sempre avete me. Intanto una grande folla di giudei venne a sapere che lì si trovava là e accorse, non solo per Gesù, per vedere Lazzaro che lì aveva risuscitato dai morti. I capi dei sacerdoti allora dissero di uccidere anche Lazzaro. I giudei di lui e credevano in Gesù. Parola del Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, della tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a vita eterna. Benedetto ne sei tu. Benedetto Signore Dio dell'universo, della tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto del lo presentiamo a te perché diventi per noi bevenda di salvezza. Benedetto nei secoli di noi. Il sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e a gloria del suo nome, del bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Volgi con bontà il tuo sguardo, Signore, al santo mistero che celebriamo, misericordia, dare le nostre produca per noi frutto di vita eterna, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori, il nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta nel suo dovere compito in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Dio potete ed eterno, per Cristo nostro Signore. Contempliamo ormai la Pasqua di morte e resurrezione, offerta la superbia dell'antico avversario, e celebrate il mistero della nostra salvezza. Per questo grande mistero, le schiere degli angeli adorano la tua gloria, e per l'eternità si allentano al tuo cospetto. Al loro canto concidio, Signore, che ci uniscano le nostre voci e l'uno del lode. Santo Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua
Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto del cielo. Tu sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con eredità del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. E lì, consegnandosi volontariamente la pace, prese il pane, rese grazia, lo spezzò, diede ai suoi discepoli e disse: prendete il sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova eterna alleanza, per la remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua salvatore del mondo. Celebrando il memoriale del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché tu sei scelto. Ti preghiamo nuovamente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendela perfetta nell'amore. In unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Carlo, i presbiteri e i dei. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione. Nella tua misericordia di tutti i defunti. Aumentali la tua luce, aumentali la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci da aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con Giuseppe il suo sposo, gli apostoli, e benedetto e tutti i santi, che in ogni tempo ci furono graditi. Con Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità ogni onore e gloria per tutti i secoli. Obbedienti alla parola, conformarci al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, la tua volontà, come in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i debiti, che noi rimettiamo, e non abbandonarci, ma liberaci da male. Liberaci con l'aiuto della tua misericordia, vivremo sempre liberi di peccato, sicuri di ogni soffrimento, nella testa che si compie la beata speranza, e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la mia pace, non guardare alla fede della tua Chiesa, tenete pace secondo che viste, Signore sia con voi.
l'amore di Dio, perché toglie i peccati del mondo, eterna di Agnello. Preghiamo. Visita, Signore, il tuo popolo con i tuoi santi misteri. Proteggello con il tuo amore premuroso, perché concedisca con il tuo aiuto i doni che hai ricevuto dalla tua misericordia. E Signore. Il Signore sia con voi. Viva dedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andiamo in pace.